Domeniche ecologiche per tornare a vivere la città. Le prossime 3 domeniche verdi previste il 20 febbraio, il 20 marzo e il 24 aprile vedranno Padova animarsi di tante iniziative rivolte per lo più ai bambini. Lo stop alle auto è una misura straordinaria per contenere l'inquinamento atmosferico messa in campo dalla Regione Veneto per migliorare la qualità dell'aria e condivisa da tutti i comuni capoluogo. Domenica 20 febbraio a Padova l'area perimetrata dalle mura cinquecentesca sarà chiusa al traffico per tutte le categorie di veicoli dalle 8:30 alle 18:30. Sono esenti dal divieto i mezzi di trasporto pubblico, le auto del servizio di car sharing e i mezzi di soccorso. L'amministrazione comunale ha organizzato dalle 10 alle 13 numerose iniziative in Piazza della Frutta. Il programma è veramente molto bello e molto ricco e prevede una serie di laboratori, di stand, anche di laboratori manuali per stare assieme sulle tematiche ambientali, dal riciclo all'acqua all'aria, sia in Piazza dei Signori che in Piazza della Frutta per la mattinata. Dopodiché c'è la possibilità anche di visitare la Torre dell'Orologio in Piazza dei Signori e novità un laboratorio gratuito al MUSME. Necessario prenotarsi e trovate tutte le informazioni.